È il primo talk show dedicato interamente all'agricoltura. Una prima serata di Antena 3 per dibattere su un settore, quello primario, che per volumi e fatturato è con il turismo uno dei volani economici del Veneto. E i numeri parlano chiaro: 2025 più 7,1% con un saldo di 8,8 miliardi di euro. Un settore fatto però di luci, come il Prosecco, sempre più richiesto, e di ombre, come testimoniano le notizie che arrivano dall'ultimo zuccherificio veneto di Ponte Longo, che dopo 116 anni di attività in questo 2026 sospenderà la produzione. Un segnale chiaro dell'inevitabile futura cancellazione della filiera della barbabietola, un tempo estesa e produttiva con ben 17 stabilimenti attivi in tutta la regione. Dati e notizie che già appartengono da oltre 600 puntate al settimanale Agricoltura e che da mercoledì 25 febbraio diventeranno i temi del dibattito nella prima serata di Antena 3. Con i protagonisti in studio tratteremo tutti i temi d'attualità del mondo agricolo, ma anche della pesca e dell'ambiente, dall'utilizzo dell'acqua alla gestione dei boschi legati al cambiamento climatico sotto gli occhi di tutti. Una prima serata perché gli agricoltori hanno capito che il loro lavoro va comunicato di più e meglio, e anche per dare maggiore consapevolezza ai cittadini, consumatori, nelle scelte a tavola o tra gli scaffali dei supermercati. Ecco perché, pur essendo un talk show tematico, interessa a tutti. Agricoltura di sera, dal 25 febbraio dalle 21 su Antena 3, perché del resto e ogni giorno tutti dobbiamo mangiare.